C'era un forte temporale e c'è stato un tuono molto forte, è andata via la corrente un po' dappertutto qua da noi e niente, dopo ci siamo accorti dell'incendio, insomma. Era già propagato, Sì, insomma. sì, 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 sì. Poi sono arrivati tutti. Prima il fumo, poi le fiamme, non c'è stato scampo per un uomo di 68 anni morto nell'incendio della sua abitazione nel pomeriggio a San Giacomo di Veglia in via Casalta. Santino dalla Colletta, questo è il suo nome, si trovava in casa con la sorella e la cugina, il loro sguardo attonito allo specchio di una tragedia che si è innescata con ogni probabilità da un fulmine che si è abbattuto in zona. Versione confermata anche dal sindaco di Vittorio Veneto Miatto, che raggiunge il luogo del dramma appena ricevuta la notizia delle fiamme. Si presume che sia stato un fulmine, perché è stato sentito un grosso rumore in coincidenza della pioggia che era arrivata. La dinamica esatta è al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto con gli operatori del SUEM. Quello che sembra certo è che alle 16 in casa saltano i contatori, ne deriva un cortocircuito. L'odore è acre, ma mentre le due donne si danno la fuga portandosi in salvo, l'uomo tenta di raggiungere il terzo piano, convinto probabilmente di circoscrivere la situazione. Poco importa se la casa, una vecchia struttura, sia composta principalmente da legno. Per i pompieri di Vittorio Veneto, suddivisi in 4 squadre, le operazioni di spegnimento non sono state semplici. Anche i pompieri, ho parlato adesso, hanno bisogno di analizzare un po' meglio la situazione, aspettano di poter accedere con calma al posto per poter concludere che si sia trattato di fulmine. Tutto lo lascia pensare, ma avranno i loro sistemi di valutare la cosa. Il comune intanto ha preso in cura le donne rimaste senza abitazione. Erano persone che erano seguite anche dai nostri servizi sociali, dall'ULSS, c'era una qualche situazione, diciamo così, un po' particolare.